Buongiorno amici telespettatori e ben ritrovati con la rassegna stampa consueta di Calcio Napoli 24 TV. Buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Con me c'è come sempre Emanuele Bernardo in cabina di regia. Altra giornata che avvicina il Napoli all'esordio in campionato. Lunedì a Ferragosto in quel di Verona al Bentegodi alle 18:30. Napoli ancora incompleto, Napoli che deve accelerare sul mercato, è arrivato in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche Salvatore Sirigu, che sarà dunque il nuovo portiere di riserva della squadra partenopea. Tra poco i dettagli anche del contratto e delle cifre. Il Napoli dunque trova l'alternativa in porta. Adesso c'è da dipanare la matassa relativa al futuro di Alex Meret e ci sono degli aggiornamenti molto importanti per Meret, e poi il testa a testa tra Kepa e Keylor Navas proprio per sostituire l'ex estremo difensore della Spal e dell'Udinese, senza dimenticare la questione Raspadori in attacco, ma anche quella relativa a Fabian Ruiz e alla cessione al PSG, con il Napoli che sonda diversi sostituti. In questo momento 4 giocatori nel mirino di Giuntoli per prendere il posto di Fabian Ruiz. Quindi davvero tanti aggiornamenti di calciomercato che andremo a leggere tra pochissimo, ovviamente a partire dalle visite mediche di Salvatore Sirigu. Prima però apriamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo molto velocemente volando al touchscreen per visionare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta dello Sport, perché c'è ovviamente anche spazio per quanto riguarda il Napoli, non solo il testa a testa tutto aperto Inter e Juventus, per quanto riguarda le questioni difensive dell'Inter, con Skriniar corteggiato ancora una volta dal PSG. L'alternativa potrebbe essere Akanji, mentre la Juventus cerca un vice Vlahovic, Depay e l'obiettivo. Kostic dovrebbe sbarcare oggi a Torino, pista invece Frattesi. Lo dicevamo, c'è anche il Napoli e c'è Giacomo Raspadori proprio lì sulla destra, a oltranza ancora fumata grigia, ma il Napoli non molla, siamo all'ultimo round. Ieri ha parlato anche Carnevali, lo ha detto a stretto giro, dobbiamo trovare un accordo che sembra non essere lontano. Ieri Raspadori è sceso in campo in Coppa Italia proprio con il Sassuolo, è apparso con la testa da tutt'altra parte, lui che spinge proprio per indossare la maglia del Napoli. Ieri prestazione per lui assolutamente sottotono, anche un grave errore che ha consentito al Modena di passare in vantaggio. Sassuolo, tra l'altro, eliminato proprio dalla Coppa Italia. Nervosismo anche Berardi al termine della partita, rischia davvero la lite furiosa con un tifoso che lo accusa. Insomma, clima abbastanza caldo anche in casa Sassuolo. Bentornato Sinisa Mihajlovic, c'è Sinisa il Bologna va, derby amaro per il Sassuolo, Cremonese ok con il brivido. Ricordiamolo che il Napoli poi sfiderà gli ottavi di Coppa Italia proprio la vincente tra Cremonese e Modena, quindi l'eliminazione del Sassuolo può essere letta anche come una buona notizia in ottica proseguo di Coppa Italia per il Napoli. Non solo Inter, anche Milan e Roma, tutto a posto, De Ketelaere in più, Roma, Zaniolo ritorna e ovviamente tutte quelle che sono state le aggiunte di una Roma che in questo momento viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo gli ottimi colpi di calciomercato. Passiamo sul Corriere dello Sport. C'è la Juventus in primo piano, la Juve perde pezzi, dopo Pogba si ferma anche Szczesny, 20 giorni di stop anche per il portiere polacco. Rabiot invece verso la cessione al Manchester United. Il portiere salta ai primi 3 turni, al suo posto ci sarà ovviamente Perin. Via il francese, parte l'assalto a Paredes, Kostic a un passo, ad ore si chiude per l'arrivo alla Juventus. Coppa Italia, il Bologna di Sinisa Mihajlovic elimina il Cosenza 1-0 con il ritorno proprio del serbo in panchina. Raspadori Napoli, l'ultimo scatto di De Laurentiis, l'attaccante in campo con il Modena, battuto 3-2 il Sassuolo, 10 milioni la distanza tra richiesta e offerta fatta per Sirico. Keylor Navas è sempre più vicino, potrebbe quindi essere questa la coppia di grandissima esperienza per l'anno prossimo per il Napoli, vale a dire Keylor Navas e Salvatore Sirigu. Questi titoli sul Corriere, andiamo velocemente su Tutto Sport perché ci sono ovviamente tanti aggiornamenti tra poco da andare a leggere sul mercato del Napoli. C'è Galliani, calcio amore mio, c'è voluto Berlusconi per il miracolo in Serie A, parlo ovviamente tanto di calciomercato. Adriano Galliani, la sua intervista esclusiva la potrete trovare proprio su calcionapoli24.it. La Juventus su Kostic, la Juve offre 15 milioni, oggi si chiude, l'esterno fortemente voluto da Allegri potrebbe già giocare lunedì contro il Sassuolo e il mercato non si ferma, missione punta, l'alternativa a Vlahovic che vede Depay in pole position. Vlasic, tra l'altro accostato anche al Napoli, attenzione il centrocampista del West Ham,
che però, secondo Tutto Sport, avrebbe detto proprio agli inglesi: voglio solo il Torino, il talentuoso trequartista ai margini a Londra, preme per trasferirsi in Granata, sta rifiutando tutte le altre destinazioni. Taglio basso, anche Cristiano Ronaldo è diventato schiavo dei sei record, l'ossessione di essere numero uno. Ronaldo ancora al Manchester United in una situazione per lui assolutamente complicata. Passiamo al mattino di Napoli perché ci sono ancora aggiornamenti su Raspadori, gioca e sbaglia, il Sassuolo sì alla cessione, Azzurri trattativa allo sprint e c'è Sirigu. In tutto questo il Sassuolo sembra aver finalmente aperto ad un piccolo sconto per quanto riguarda il prezzo richiesto inizialmente per Giacomo Raspadori, volevano 40 milioni, ad oggi sembra che la situazione, la soluzione possa trovarsi intorno ai 35 con il Napoli che però vorrebbe inserire diversi bonus e non superare quota fissa di 30 milioni. Insomma, siamo davvero alle ore caldissime per Raspadori. Tra poco però ne parliamo di Giacomo Raspadori perché prima trasferiamoci su calcionapoli24.it. Ovviamente l'ultima ora è quella relativa a Salvatore Sirigu perché il portiere ex Torino, ex Genoa ed anche ovviamente ex nazionale, campione d'Europa tra l'altro con la nazionale italiana, è arrivato a Villa Stewart. Iniziate anche le visite mediche, poi arriverà la firma. Tra l'altro in allegato c'è anche il video di calciomercato.it del nostro collega Ciro Troise che va a testimoniare come Salvatore Sirigu sia a Villa Stewart. In questo momento sta effettuando le visite mediche con il Napoli, è arrivato di buon'ora tra l'altro alle 7:30, completerà poco prima di pranzo tutto quello che è l'iter delle visite mediche, ricordiamolo, firmerà un annuale con opzioni a 700.000 euro a stagione. Già quest'oggi poi arriverà la firma ed il trasferimento in quel di Napoli, dove chissà domani già potrebbe far prendere parte all'allenamento della squadra di Spalletti, che nel frattempo è ritornata a Castelvolturno e prepara la partita di lunedì prossimo contro il Verona al Bentegodi, esordio in campionato proprio per gli azzurri. Insomma, questi gli aggiornamenti per Salvatore Sirigu, quindi è di fatto un nuovo acquisto del Napoli. Che cosa farà però Alex Meret? Perché il Napoli, e tra poco leggiamo anche le ultime su Kepa e Lor Navas, ovviamente è arrivato Sirigu, punta a un portiere titolare e Meret deve trovare una destinazione. Sembrava fatta con lo Spezia, che poi ha virato però su Drongoschi, e allora il Corriere dello Sport annuncia un epilogo che potrebbe essere davvero molto amaro per l'ex portiere di Udinese Spal. Infatti, o arriva la cessione per il Corriere dello Sport di Meret, oppure rischia addirittura la tribuna per la prossima stagione. Insomma, sarebbe davvero un epilogo molto molto amaro per Alex Meret e ovviamente il suo entourage, che ricordiamolo era vicinissimo al rinnovo fino al 2027 con il Napoli, salvo poi non trovare accordo per quanto riguarda la politica del vice Meret. Lo stesso portiere friulano a questo punto sembra destinato ad altri lidi. Vedremo se nei prossimi giorni di mercato si troverà la quadra per la sua cessione e l'arrivo di uno tra Kepa e Keylor Navas, oppure, leggiamo proprio quanto scrive il Corriere dello Sport, può starsene come nelle ultime quattro stagioni ad osservare silenziosamente, però stavolta non dalla panchina, bensì dalla tribuna e dover governare pure il conflitto di interessi con la società. I bravi ragazzi non fanno volare gli stracci, ma ormai non pongono neanche più l'altra guancia e si sente già sbattere la porta a pensarci bene. Insomma, volano veramente gli stracci in questo momento per il Corriere dello Sport tra Napoli e Alex Meret, rottura totale, la gente Pastorello è al lavoro per cercare una destinazione, altrimenti l'arrivo di uno tra Keylor Navas e Kepa, unito ovviamente all'arrivo di Salvatore Sirigu, porterebbe Meret addirittura ad essere la terza opzione e quindi ad accomodarsi direttamente in tribuna e gettare così al vento un anno. È chiara ormai quella che è la strategia proprio del Napoli di volersi, tra virgolette, liberare di Alex Meret perché il portiere non sente più la fiducia dell'ambiente. Un peccato, insomma, che si sia arrivato a questo punto. Si poteva intervenire decisamente prima per trovare una soluzione ad Alex Meret ed evitare magari questo accanimento ulteriore nei confronti di un ragazzo che è tutto fuorché tranquillo tra i pali del Napoli e la cessione è da mesi che sembra ed è effettivamente inevitabile. Così come è da mesi che si parla di Raspadori al Napoli, le parti continuano a trattare. Ieri ha parlato anche Carnevali, ha detto non siamo distanti, ma bisogna accelerare, bisogna chiudere nei primi giorni di questa settimana.
e insomma ormai ci siamo, bisogna effettivamente trovare un punto di incontro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Raspadori continua ad essere promesso sposo del Napoli, con gli azzurri che hanno aumentato l'offerta a 35 milioni, ma restano due dettagli da limare ancora affinché ci sia la fumata bianca definitiva per l'arrivo dell'attaccante classe 2000 in maglia azzurra. Ieri lui è apparso effettivamente con la testa da un'altra parte nella partita di Coppa Italia persa dal Sassuolo contro il Modena. La discussione, scrivono sulla Gazzetta, in questo momento si è spostata sui bonus e sulla futura rivendita con il Napoli, che in pratica ha fatto capire come a 35 milioni, 30 più 5 di bonus, si possa arrivare facilmente. Quindi il Napoli si è spinto fino ai 35 milioni rispetto ai 40 chiesti dal Sassuolo. Quindi da questo punto di vista c'è effettivamente un punto di incontro. Quali sono però i due dettagli che ancora trovano discrepanza tra le due parti? I bonus e la futura rivendita, perché il Sassuolo dal canto suo ne vorrebbe 35 di parte fissa più bonus, tanti e anche in questo caso facili, quindi per arrivare a un totale di 40, e allora il Napoli lì si è irrigidito. Pure la percentuale sulla futura rivendita da garantire al Sassuolo va ragionata in base alla cifra del prossimo trasferimento. Quindi bonus e percentuale sul prossimo trasferimento. Questi gli ultimi due ostacoli sui quali Napoli e Sassuolo stanno lavorando. Diciamo che la cifra orientativa dovrebbe essere intorno ai 35 milioni per chiudere questa operazione e per regalare finalmente a Spalletti il tassello che offensivamente serve al Napoli per tornare a fare il 4-2-3-1 con la cessione a questo punto di sempre più probabile di Fabian. Però ovviamente voi ci chiedete, ma se parte Fabian, chi arriva? Il Napoli sta vagliando una serie di ipotetici sostituti e quest'oggi il Corriere dello Sport fa tornare in auge un nome che personalmente mi piacerebbe tantissimo del Napoli, vale a dire quello di Dominik Szoboszlai del Lipsia. Secondo il Corsport, appunto, sarebbe proprio l'ungherese il sostituto ideale di Fabian. Ecco la cifra chiesta dal Lipsia per cedere il talento ungherese. Leggiamo proprio molto velocemente, il Napoli sta trattando con il PSG per cedere Fabian a circa 30 milioni, in questo momento l'offerta dei parigini è di 25, ricordando che all'interno della trattativa c'è anche la posizione di Keylor Navas che va valutata, ma il Napoli, qualora incassasse questi 25-30 milioni per Fabian, vorrebbe andare tra i tanti nomi sondati anche su Dominik Szoboszlai, ricordiamolo, 22 anni, 38 presenze, 10 gol in Bundesliga con il Lipsia. In questo momento costa una cifra importante, secondo il Corriere dello Sport non meno di 25 milioni, secondo me anche qualcosina in meno, ma per caratteristiche, spessore e intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il progetto. Szoboszlai è in quella lista redatta da Giuntoli da Micheli di S a capo e capo area scouting che guardano all'estero ma anche in Italia. Secondo me sarebbe un colpo davvero molto molto interessante. Ad oggi però, dobbiamo dire la verità, di difficile realizzazione che questo affare possa andare effettivamente in porto, proprio perché il Lipsia ci punta tanto e chiede una cifra importante, da quel che mi risulta, superiore ai 25 milioni. Detto ciò, Fabian nel PSG, ovviamente quella è la trattativa che in questo momento deve sbloccarsi affinché il Napoli possa andare su un calciatore come Szoboszlai oppure delle altre alternative. Cosa manca tra il Napoli e il PSG? In questo momento appena 5 milioni, perché il Napoli ne chiede 25, meglio, il Napoli ne chiede 30, il PSG ne offre 25, quindi come potete vedere la trattativa anche in tal senso è abbastanza vicina alla conclusione. Certo per il Napoli sarebbe una perdita davvero molto molto grave quella di Fabian, ma va detto che il giocatore è in scadenza nel 2023, si rischiava di perderlo a zero, bisognerà vedere poi il Napoli come deciderà di rimpiazzarlo. Intanto, proprio nell'affare con il PSG per Fabian, secondo la Gazzetta, la trattativa Keylor Navas può essere slegata di questa rispetto all'operazione Fabian. Ecco il piano di De Laurentiis per la doppia operazione, perché in questo momento diciamo che si procede su due binari paralleli, non è un'unica operazione, ma due operazioni che però alla fine potrebbero incontrarsi, o meglio quello vorrebbe De Laurentiis. Navas è tornato d'attualità, scrivono sulla Gazzetta, perché con il PSG si avanza nella trattativa per Fabian Ruiz. Il Napoli chiede 30 milioni per lo spagnolo, i francesi arriverebbero a quota 25 e potrebbero raggiungerla proprio scontando qualcosa da parte
sull'ingaggio di Keylor Navas. Le due trattative potrebbero però anche procedere separatamente, come vi dicevo, ma a quel punto servirebbe davvero uno sforzo importante da parte del Napoli per Navas, visto l'ingaggio mostruoso che percepisce attualmente. Quindi diciamo che si tratta su due piste separate, ma che in realtà potrebbero alla fine coincidere proprio perché il Napoli potrebbe mollare qualcosina dal punto di vista della richiesta per Fabian, scendere dai 30 ai 25 che offre il PSG, ma al tempo stesso chiedere una compartecipazione ulteriore del PSG al pagamento dell'ingaggio di Keylor Navas, che quindi potrebbe in quel caso arrivare con un prestito biennale a Napoli, che è quello che vuole De Laurentiis, perché con il prestito biennale andrebbe anche ad avere le agevolazioni fiscali da parte del decreto crescita. Quindi trattativa che anche in questo caso speriamo si possa concludere brevemente con il Napoli che andrebbe quindi dopo l'arrivo di Sirigu a completare anche il tassello relativo ai portieri. A centrocampo invece, prima abbiamo letto il nome di Dominic Szoboszlai ovviamente per sostituire Fabian Ruiz, ma l'ungherese non è l'unico perché proprio il Corriere dello Sport, oltre all'ungherese, porta una lista di altri tre calciatori che in questo momento segue il Napoli per sostituire Fabian. Attenzione però, perché poi potrebbero arrivarne anche altri a sorpresa ed è tutto da valutare fin quando non arriverà poi la cessione dell'ex Betis Siviglia. Quali sono questi nomi? Da Barak a Nandez, ecco i nomi seguiti da Giuntoli per sostituire Fabian Ruiz. Leggiamoli questi nomi, che tra l'altro ognuno di questi nomi, di questi profili, ha caratteristiche effettivamente diverse tra di loro. Partiamo da Antonin Barak, 27 anni, che vive di strappi, da lunghi, di lavoro visibile o anche oscuro, ma ha meno capacità di aggregazione. È un interno che si sarebbe preso il Napoli, lui o lo Celso, se fosse partito Zielinski, che ha detto no al West Ham. Quindi, per quanto riguarda Barak, il Corriere dello Sport va a sottolineare come l'eventuale arrivo del centrocampista ceco sarebbe stato da valutare in caso di partenza di Zielinski, non di Fabian. E francamente mi sentirei anche d'accordo perché Barak è davvero molto molto differente rispetto a Fabian. Altro nome è quello di Frattesi del Sassuolo, che alla Juventus però nei paraggi sa sbrigarsela sia a due che a tre, ma visti i costi della bottega emiliana diventa complesso aspettare che De Laurentiis resti in attesa per troppo tempo di un prezzo accettabile. Tra l'altro il Sassuolo che chiede 35 milioni per Frattesi, cifra fuori mercato. Domenica si gioca, il primo settembre si chiuderà il Valzer, ha ballato i suoi balli per un po' anche Nathan Nandez, 27 anni a dicembre, sul quale il Napoli ha consumato serate per decodificarne l'ampiezza del suo calcio, che ha punte di garra indiscutibili anche senso tattico. Quindi per il Corriere dello Sport, attenzione ancora una volta al nome proprio di Nathan Nandez, che potrebbe essere quello giusto, insieme magari a Szoboszlai, giocatori però molto molto diversi tra di loro, per andare poi a puntellare il centrocampo partenopeo. Questa era anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, tanti altri aggiornamenti li trovate su calcionapoli24.it, dalle condizioni di Matteo Politano in vista della gara contro il Verona, ovviamente agli aggiornamenti di calcio mercato. Noi siamo invece in conclusione, appunto, come vi dicevo, della nostra rassegna stampa. Vi lascio a tutta quella che è la programmazione di Calcio Napoli 24 TV. Più tardi, poi con il filo diretto, ci sarà ovviamente anche lo speciale calciomercato questa sera e tutto il resto invece lo trovate su calcionapoli24.it, oltre che sui nostri canali social Twitch e YouTube, ai quali vi invito ad iscrivervi per non perdervi davvero nessuno dei contenuti esclusivi che vi proponiamo. Detto ciò, io ringrazio Emanuele Bernardo in regia per essere stato al mio fianco anche quest'oggi. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi augura buona giornata e buona continuazione su Calcio Napoli 24 TV.